Daniele Passarella, presidente di Foglie Vive, che con appunto Foglie Vive e la Città della Musica avete organizzato questa bellissima giornata. Una giornata dove abbiamo visto eccellenze che forse non tutti conoscono di questo delta, che ogni volta che scopriamo ha delle caratteristiche particolari. Da dove nasce questa tua idea, ricordando che tra l'altro sei anche l'ideatore del carnevale, quindi sei proprio una fucina di iniziative? Nasce da la cosa di cui tengo di più, nasce da Foglie Vive, perché Foglie Vive si occupa della terra, si occupa di persone con qualche disagio così, però l'attività principale è quella dell'orto, quindi avendo un orto e lavorando il terreno e riuscendo a capire quanta fatica è per crescere una piantina, a quel punto lì abbiamo pensato bene di invitare chi della terra ne fa una risorsa di vita, ecco. Ecco, adesso noi facciamo un giro per gli stand, è il primo anno, sì. Io penso che dal successo di oggi, tra l'altro, sei riuscito a ricoinvolgere quasi tutti gli amministratori del Delta del Po. Eccellenza del Polesine, siamo a Sior Gagigio in questa bellissima carrellata di aziende importanti. Sono con il signor Zanella Argilio. Allora spiegaci un pochino questa tua azienda, che intanto facciamo vedere un po' i prodotti. Allora, l'azienda si trova a Rosolina, abbiamo recuperato questo seme antico e da un po' di anni facciamo la produzione e la tostatura del prodotto appoggiandoci a un forno che è il forno Domeneghetti di Loreo, dove vengono fatte tostature settimanali per avere sempre un prodotto appunto fresco di tostatura. Altra cosa importante, non è un prodotto lavato con l'ammoniaca, perché il bagigio industriale per sbiancarlo viene lavato con l'ammoniaca, il nostro è un po' più scuro perché appunto non viene fatto questo trattamento. Tra le eccellenze naturalmente Gincaleri, siamo con Enrico Crivellari. Sì. Allora, da dove nasce questa tua idea? Tra l'altro che è diventata poi un'eccellenza, molti stellati usano il tuo gin, e perché ha queste particolarità? Perché è così buono secondo gli stellati? Devo ringraziare solo il territorio per il ginepro, perché senza questa materia prima qua non riuscirebbe a venire fuori un gin eccellente come il mio. Per il resto è stata un'idea nata nel 2017 e messa in opera nel 2019 e in maniera anche casuale, se vogliamo. Qua nello stand di Capolinea, birrificio artigianale, sono con Barbara e Stefano. Allora, voi fate un prodotto veramente di altissima qualità, ma anche molto particolare. Sì. Perché fate la birra con cosa in particolare? Allora, noi facciamo le nostre birre e spesso usiamo ingredienti locali, come per esempio nella Tandem abbiamo usato il miele dell'apicoltura Marangon, il miele di erba medica. Poi abbiamo l'Eridano invece, che è un amaro. Voi direte cosa c'entra con la birra? Perché è fatto con il bruscandolo, che è lupolo selvatico, e si chiama Eridano come il nome del Po nell'antichità, e oltre al bruscandolo che troviamo nelle golene ci sono le altre erbe e altre botaniche sempre local. Facciamo anche Pila, il primo sake in Europa fatto con riso IGP del Delta del Po, luppolato, e tra l'altro ha vinto l'oro a Lussemburgo Sake Challenge l'anno scorso. Ecco, qua stiamo seguendo veramente delle eccellenze particolari, dal caffè a Gincaleri, a voi, a un'agricoltura biodinamica in maniera interessante. Perché non riusciamo poi a farlo conoscere di più? Cioè, dov'è che il ganglio, dov'è che secondo te non parte il meccanismo che diventa un'eccellenza anche a livello nazionale? Allora, secondo me perché c'è troppa dispersione, siamo tanti piccoli comuni, c'è un'alta concentrazione di eccellenze, però ecco, servono attività come queste dove ci uniamo e dove la gente può conoscerci tutti. Questo secondo me è un ottimo modo di promuoverci. Combinaturalmente con Laura, quindi dato che dà anche il nome all'azienda, qua voi fate conserve. Dolci e salate, ragù,
di carne, di pesce, di conserve di verdure, marmellate, sott'olio, sott'aceto, sughi di pomodoro, passata di pomodoro. Voi avete un'azienda agricola? No, io ho un laboratorio artigianale, lavoro con le aziende agricole del territorio e preparo appunto i prodotti polesani, in questo caso più possibile. Ecco, ti chiedo, voi fate delle cose veramente di eccellenza e di nicchia. Sì. Sono, secondo te, visto che ci metti il cuore, la gente capta tutto l'entusiasmo che ci metti tu? Io penso di sì. È un'idea trasformare il prodotto che deriva dalla terra, quindi dalle cose semplici, dal coltivare un qualcosa di semplice, potrebbe essere un'idea trasformarlo in qualcosa di nuovo, quindi non solo pasta ma anche, ad esempio nel mio caso, dei prodotti da forno o degli snack. Potrebbe essere la soluzione questa per creare reddito di più agli agricoltori? Ricordiamo che noi abbiamo un'agricoltura estensiva, quindi con difficoltà veramente di guadagno, specialmente per chi ha piccoli appezzamenti. Potrebbe essere questa un'alternativa? Assolutamente sì. Vincenzo Citro, presidente dell'associazione Apicoltori d'Elta del Po, ricordiamo che hanno una sede a Cappellino, quindi è diventata un'istituzione. Perché hai scelto, tu che sei così giovane, di fare l'apicoltore? Qual è il fascino di questa passione soprattutto? Allora, la passione nasce dai racconti magari già di un apicoltore che quando inizia a portarti nel mondo dell'apicoltura e delle api, soprattutto di quello che riguarda la vita delle api, come si riproducono, come cercano di sopravvivere in un mondo difficile per loro. Questa è una cosa che ti nasce da dentro, praticamente è una grande passione, perché alla fine fare l'apicoltore è soprattutto passione. Noi siamo un'associazione di tante aziende apistiche, più di 20 a Cappellino. Abbiamo un laboratorio autorizzato dove lo utilizziamo, lo mettiamo a disposizione per la comunità, per tutti gli apicoltori, dove facciamo corsi di formazione e facciamo attività didattiche per gruppi in visita o scolaresche. Secondo te potrebbe diventare un business importante per il Delta del Po? Sì, nel Delta del Po soprattutto perché è un luogo direi unico, visto che è stato riconosciuto anche come patrimonio dell'umanità. È un territorio dove c'è una biodiversità molto particolare e ci dà l'opportunità di produrre miele e altri prodotti d'eccellenza. Parlami un po' del tartufo, il nostro tartufo che ho scoperto proprio oggi che non ha niente da invidiare del tartufo di Alba. Beh certo, il Polesine è una terra che dà tartufi, in questo caso abbiamo il tartufo bianchetto, siamo alla fine della stagione di questa varietà di tartufo che cresce nelle pinete litoranee, però nel periodo autunnale invernale nelle zone golenali abbiamo anche il tartufo bianco pregiato. Il Polesine è una zona che dà anche questo tipo di tartufo. Noi come associazione raggruppiamo circa una quarantina di appassionati cercatori di tartufo e quindi oltre ad andare a cercare i tartufi facciamo anche opere di sensibilizzazione come in questo caso, ma anche di salvaguardia del patrimonio tartufigeno. Piantiamo diverse piante micorizzate quando riusciamo ad avere convenzioni con i comuni e con i vari enti del territorio.